Nel ciclismo molti sono stati i corridori italiani diventati poi dei gran campioni. Guerra, Bartali, Baldini, alcuni nomi che hanno fatto storia e molti altri ancora. Ma fra questi spicca un nome, Fausto Coppi, un campione che ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Fausto Angelo Coppi nasce a Castellagna, in provincia di Alessandria, il 15 settembre 1919, in una famiglia di modeste origini. Trascorre la vita a Novi Ligure, prima in Viale Rimembranti e poi a Villa Carla, sulla strada per Serravalle. Poco più che adolescente, costretto a trovarsi un lavoro come garzone di salumeria. Ragazzo a modo ed educato e subito apprezzato per la sua dedizione, il suo fare introverso e la sua naturale gentilezza. Però scorazza qua e là su di una rudimentale bicicletta regalatagli dallo zio. Si distende dal lavoro con lunghe scampagnate, dove si inebria al contatto con l'aria aperta e la natura. Nel luglio 1937 disputa la sua prima corsa. Il tracciato non è facile, anche se si svolge tutto in prevalenza da un paese di provincia all'altro. Purtroppo a metà gara è costretto a ritirarsi, poiché una gomma si gonfia inaspettatamente. Gli inizi non sono male, quindi promettenti, malgrado il ritiro da attribuire al caso e alla sfortuna più che alle doti atletiche del giovane Fausto. Mentre Coppi pensa al ciclismo, sopra la sua testa scoppia la seconda guerra mondiale. Militare a Tortona, caporale della terza squadra di un plotone inquadrato nella compagnia agli ordini di Fausto Bidone, viene fatto prigioniero degli inglesi in Africa, a Capobon. Il 17 maggio 1943 viene internato a Meghez El Bab e poi trasferito al campo di concentramento di Blida, nei pressi di Algeri. Fortunatamente esce incolume da questa esperienza e, una volta tornato a casa, ha il modo di riprendere i suoi allenamenti in bicicletta. Poco tempo dopo, qualche osservatore, convintosi del suo talento, lo chiama alla Legnano, che diventa di fatto la prima squadra professionistica a cui prende parte. In seguito difenderà i colori delle seguenti squadre: Bianchi, Carpani, Tricofilina. Alla fine del 1959 si lega alla San Pellegrino. Al primo anno di professionismo arriva con 3 minuti e 45 secondi di vantaggio nella tappa Firenze-Modena del Giro d'Italia. Conquista una vittoria che gli consente di smentire le previsioni generali che volevano Giro Bartali vincitore della corsa. A Milano in rosa giunse infatti lui, Fausto Angelo Coppi. Alcune delle altre cavalcate solitarie che fecero scorrere fiume di inchiostro furono quella di 192 km nella tappa Cuneo-Pinerolo del Giro d'Italia del 1949, un vantaggio di 11 minuti e 52 secondi.
quella di 170 km del Giro del Veneto, un vantaggio di 8 minuti, e quella di 147 km della Milano-Sanremo del 46 con un vantaggio di 14 minuti. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche un rumore che facciano fare, ma una birra fa gola di più. In questo giorno appiccicoso di caucciù sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazaz, zazzarazaz, zazzarazaz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scortose, o forse voglia di farla pipì, e tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai e vai, e io sto qui e aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazaz, 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 zazzarazaz. Il campionissimo del ciclismo vinse 110 corse, di cui 53 per distacco. Il suo arrivo solitario sui grandi traguardi era annunciato con una frase coniata da Mario Ferretti in una famosa radiocronaca dell'epoca. Un uomo solo al comando, a cui Ferretti aveva aggiunto la sua maglia bianco-celeste e il suo nome Fausto Coppi. Il grande ciclista si aggiudicò 2 volte il Tour de France, nel 1949 e nel 1952, e 5 volte il Giro d'Italia, 1940, 47, 49, 52 e 53. Ed entrò nella storia per essere uno dei pochi ciclisti al mondo ad aver vinto Giro e Tour nello stesso anno, tra cui ricordiamo anche Marco Pantani nel 1998. Al suo attivo vi furono 3 Milano-Sanremo,
1946, 1948, 1949. 5 giri di Lombardia, dal 1946 al 1949. 1954, 2 Gran Premi della Nazione, 1946-1947. Una Parigi-Roubaix, 1950 e una Freccia-Vallone, 1950. Fausto Coppi muore il 2 gennaio del 1960 per una malattia contratta durante un viaggio in alto volta e non diagnosticata a tempo, che gli stroncò la vita a soli 41 anni. La sua storia di ciclista, caratterizzata dalla rivalità e alleanza con Gino Bartali, hanno fatto del leggendario ciclista una figura che, ben al di là del fatto sportivo, può dirsi veramente rappresentativa dell'Italia degli anni 50.